Bentornati su Highway Italia, live conclusiva di questo ciclo di live, viaggio finale da Roma a Civitavecchia, via Ostiense, in uscita dalla città. Ore 20:22, martedì 7 dicembre 2021. Temperatura esterna 9 gradi centigradi, ma sembra che ce ne siano meno 10. Abbiamo qui un distributore di carburante urbano, prezzo del diesel 1,56, non male di questo periodo. Via Ostiense, Roma, direzione quindi Civitavecchia. Percorreremo l'autostrada A91 Roma-Fiumicino per poi riallacciarci alla A12 che ci porterà verso Civitavecchia. Tanto abbiamo un veicolo in avaria in un punto un po' particolare. Probabilmente anche qui davanti tamponamento. Questi si sono rovinati la serata. Quel tipo di imprevisti che ci si augura non accadano mai. Lungotevere di San Paolo, città metropolitana di Roma. Prossimi all'incrocio con Viale Guglielmo Marconi. Qua forse mi conveniva spostarmi nell'altra corsia. Abbiamo traffico che sopraggiunge. Buon momento. ...79 chilometri alla nostra destinazione finale, Civitavecchia.
Stasera ho avuto modo di gustarmi un buon piatto di rigatoni alla carbonara. Non bisogna mai farsi mancare una bella carbonara quando si passa per Roma. Purtroppo ho dovuto mangiare un po' prestino visto l'orario della partenza della nave, però insomma siamo riusciti a gustarcela in maniera più che decente. Viale Guglielmo Marconi in uscita dalla città. Diciamo che per essere le 8:30 di sera il traffico è ancora piuttosto sostenuto. Non manca molto all'inizio dell'autostrada A91 Roma-Fiumicino, che naturalmente trovate già pubblicata sul canale, ormai pubblicata nell'anno 2020 insieme anche all'autostrada A12 nel tratto tra Roma e Tarquinia. Stiamo sempre percorrendo viale Guglielmo Marconi. Piazza del Lavoro. E prendiamo adesso il viadotto della Magliana, che si immette nel tratto iniziale dell'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Viadotto della Magliana. Nome Magliana rimanda immediatamente all'omonima banda e quindi a Romanzo Criminale, che io definisco la più bella serie televisiva mai fatta in Italia. Per coloro di voi che non hanno ancora avuto occasione di vedere le 2 stagioni di Romanzo Criminale, lo consiglio vivamente. Dopo che le avrete viste, magicamente inizierete a parlare romano.
sempre percorrendo il viadotto della Magliana. Periferia occidentale della città di Roma. Uscita per Roma Centro, via della Magliana, inizio tratto autostrada A91 Roma Fiumicino. Ancora però nel tratto urbano, notate infatti la segnaletica a sfondo bianco. E usciamo così dall'area urbana della città di Roma. Tra 12 km allacciamento con l'autostrada A12. Chilometro 1. Inizio tratto di competenza ANAS. Viadotto della Scala, molto caratteristico dell'inizio dell'autostrada A91, ricorda vagamente la struttura dell'ex viadotto Polcevera. Viadotto Ansa del Tevere. In avvicinamento uscita Magliana Vecchia, Parco dei Medici, uscita urbana. Ultima curva a destra prima del tratto rettilineo che porta sino all'aeroporto di Roma Fiumicino. Area di servizio Magliana Nord sulla destra. In avvicinamento, allacciamento col grande raccordo anulare. Allacciamento col grande raccordo anulare che prevede uno svincolo a doppia uscita a seconda della direzione che si vuole prendere, quindi se carreggiata interna o carreggiata esterna. Prima uscita appena passata per la carreggiata interna, seconda uscita per la carreggiata esterna. Proseguiamo dritti verso l'allacciamento con l'autostrada A12. Inizia in questo momento il tratto a 3 corsie totalmente rettilineo che porta sino all'aeroporto di Fiumicino.
direzione da destra per chi proviene dal grande raccordo anulare. La Citroen qua merita uno scorrimento a destra senza troppi complimenti. Noto parecchi autoveicoli che hanno molta fretta, magari c'è qualcuno che sta perdendo l'aereo. Chilometri all'allacciamento con l'autostrada A12. Quando sarà completata l'autostrada tirrenica nel tratto tra San Pietro Palazzi e Tarquinia, si potrà raggiungere la città di Genova senza soluzione di continuità autostradale in corrispondenza di questo allacciamento. Veicolo dell'esercito italiano, corsia centrale, anche loro evidentemente disdegnano la corsia di destra, 1200 metri, autostrada A12. Allacciamento autostrada A12 per Civitavecchia, Tarquinia. Raggiungibile la località di Fregene con percorso di strada statale. Cambio di competenza, entriamo ufficialmente in autostrada A12. Svincolo a doppia corsia. Io sono dell'idea che ormai gli svincoli e gli allacciamenti tra le varie autostrade dovrebbero essere realizzati di base quasi tutti a doppia corsia. Chilometro 1, prossima uscita Macarrese, Fregene, 10 km. Questo primo tratto dell'autostrada A12 in direzione nord da Roma è pressoché totalmente rettilineo e corre parallelo alle piste in direzione sud-nord dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Abbiamo restringimento adesso a 2 corsie. Inizia quindi il tratto a 2 corsie dell'autostrada A12. Dovremmo uscire a Civitavecchia Nord tra 55 km. Tratto autostradale
e rispetto alla A91 molto più scuro e meno illuminato. Tratto della A12 tra Roma e Civitavecchia e Tarquinia è un tratto autostradale con pedaggio a sistema aperto che prevede 3 barriere con un pedaggio fisso a prescindere dalla percorrenza. Ore 20:43, temperatura esterna 6 gradi centigradi. Faccio quasi sempre riferimento all'autostrada A12 come autostrada tirrenica, in quanto nella mia testa è un progetto che deve essere assolutamente completato, ma il nome ufficiale dell'autostrada A12, perlomeno per quello che riguarda il tratto da Genova a Livorno, è autostrada azzurra. Chilometro 8. Sulla destra, area di servizio, Arrone Est. Corsie vanno occupate in maniera corretta. Prima barriera tra 1000 metri. Sulla destra uscita Macarrese Fregene. Consiglio sempre, anche se si ha il telepass, di affrontare le piste del casello con una velocità adeguatamente bassa, in quanto nell'eventualità che la sbarra non si dovesse aprire abbiate un sufficiente tempo di reazione per potervi fermare in tempo, altrimenti finireste per fare come il mio ex capo, che ha sfondato letteralmente la sbarra al casello di Milano Est. Temperatura esterna 4 gradi centigradi e per la prima volta da mesi e mesi vedo l'avviso di possibilità di ghiaccio sul cruscotto. Direi che ci stiamo decisamente addentrando nella stagione invernale, quindi le precipitazioni piovose dovrebbero diminuire di frequenza, il tempo dovrebbe essere un po' più stabile, ma le temperature inevitabilmente più basse.
Chilometro 14 in avvicinamento, uscita Torri in Pietra. Chilometro 15, mancano 43 chilometri alla nostra uscita Civitavecchia Nord. Prossima uscita Cerveteri Ladispoli, 11 km. Breve tratto privo di segnaletica orizzontale. Chilometro 18. Tra 1 chilometro, area parcheggio Il Pineto Est. Chilometro 20. Area parcheggio Il Pineto Est. Stiamo attraversando in questo momento il territorio comunale di Ladispoli. Ricordo a tutti l'appuntamento per domani sera, ore 19, premiere del nuovo video strada statale 309 Romea da Ravenna a Venezia. Da domani poi inizierò nuovamente a lavorare sui nuovi video che saranno a breve disponibili in anteprima per gli abbonati. In particolare inizierò a lavorare immediatamente sul video della strada statale 131 di Ramazione e asse mediano di Cagliari.
Avrei voluto registrare qualche nuova strada della viabilità della provincia di Roma. Sto aspettando l'occasione di poter registrare la Roma Latina. Purtroppo però lo scorso giovedì al mio arrivo il tempo non era adatto. Sarà quindi per la prossima volta. Segnalato cantiere al chilometro 27. Arriviamo in questo momento al chilometro 26 tra 2 chilometri, uscita per la Dispoli. Uscita Cerveteri La Dispoli, cantiere in corsia di emergenza. ...30 km all'uscita Civitavecchia Nord. Un veicolo che continua a spanalare senza apparente motivo, in quanto la corsia di sorpasso è comunque sgombra. Territorio comunale di Cerveteri. Arriviamo in questo momento al chilometro 30. Cominciamo a fare un bilancio questo ciclo di video live che è iniziato lo scorso giovedì mattina. Dal mio sbarco a Civitavecchia sino ad adesso percorrerò all'incirca 2350 km. Il consumo medio di questi 2350 km è stato di 4,9 litri per 100 km, poco più di 20 km con un litro. Consumo tutto sommato buono, non dei migliori per me. Solitamente riesco sempre a stare sui 22-23 km con un litro. La differenza non sembra tanta, ma proiettata su 2350 km fa comunque il suo. Prossima uscita Santa Marinella, Santa Severa. Come già detto, con questo video si chiude
questo ciclo di live, un nuovo ciclo di live inizierà, o meglio, sarà in corrispondenza delle giornate tra il 19 e il 21 dicembre, quando torneremo nel nord Italia. Chilometro 36, sulla destra, area di parcheggio Alberobello Est. Poco più di 20 km all'uscita Civitavecchia Nord. La nostra velocità di crociera attuale è di 125 km orari indicati. Curva pericolosa a sinistra, sulla destra area di servizio Tirreno Est. Cantiere che è appena terminato in corsia di emergenza, tra 500 metri uscita Santa Marinella, Santa Severa. Avviciniamo sempre di più a Civitavecchia. Santa Marinella, Santa Severa, chilometro 41. Siamo sempre nella città metropolitana di Roma. Civitavecchia è l'estremità più settentrionale della città metropolitana di Roma. Qui sulla destra un veicolo con faro posteriore di sinistra non funzionante, situazione piuttosto pericolosa per circolare in autostrada. Territorio comunale di Santa Marinella, chilometro 45.
Prossima uscita Civitavecchia Sud 5 km. Noi usciremo a Civitavecchia Nord tra poco più di 10 km. Prima galleria che incontriamo, Colle Principe, 355 metri. Viadotto di Gnaccia. Curva pericolosa a destra, inizia un tratto un po' più tortuoso, autostrada A12, il tratto in corrispondenza di Civitavecchia. Paesaggio qua si è fatto più semicollinare. Intanto arriviamo al chilometro 50. Solitamente sono state parecchie le volte in cui sono sbarcato a Civitavecchia, ma questa è di fatto la prima volta che in autonomia mi imbarco a Civitavecchia. Solitamente, come coloro di voi che mi seguono già sanno, il mio porto di riferimento principale sulla penisola è Livorno. Uscita a Civitavecchia Sud sulla destra, proseguiamo dritti per la nostra seconda barriera. Mancano poco più di 5 km all'uscita a Civitavecchia Nord. Purtroppo non ricordo i nomi esatti delle barriere presenti lungo la A12, quindi qualcuno di voi abbastanza preparato potrebbe scriverle in chat a titolo informativo. Chilometro 55, viadotto Sorbo. Ringrazio come sempre i moderatori per il loro prezioso lavoro di supporto. Ultimi 2 chilometri scarsi di percorrenza autostradale sull'autostrada A12. Avvicinamento uscita Civitavecchia Nord.
Riusciamo a diminuire la velocità di crociera. Area di parcheggio San Liborio Est sulla destra. Uscita Civitavecchia Nord sulla destra. Possibile anche proseguire dritti verso l'uscita Civitavecchia Porto, però la percorrenza chilometrica è più corta all'uscita Civitavecchia Nord, che passa di fatto nel territorio urbano della città di Civitavecchia. Bivio, proseguiamo a destra verso Civitavecchia. Stop, non sopraggiunge nessuno. Proseguiamo. Questa strada è vietato l'accesso sia agli autobus sia ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate. Questo per evitare che i mezzi pesanti in direzione Porto percorrano il territorio urbano di Civitavecchia. Condizioni del manto stradale, per usare un eufemismo non delle migliori. Facciamo intravedere all'orizzonte le navi ormeggiate nella darsena del porto di Civitavecchia. Man mano che ci avviciniamo all'area portuale, purtroppo anche per ragioni legali non è conveniente riprendere in diretta le fasi di ingresso nel porto. Rinnovo comunque l'appuntamento per la premiere di domani sera, ore 19, strada statale 309 Romea, da Ravenna a Venezia. Siamo nell'area urbana della città di Civitavecchia. Seguiamo a questo punto in direzione Porto. E mi affido alla segnaletica di indicazione da questo momento in avanti, in quanto ho fatto percorrere tutta l'area urbana. Rinnovo quindi l'appuntamento
per la premiere di domani ore 19. Adesso tra qualche ora, appena possibile, pubblicherò, metterò online ovviamente la premiere. Come sempre ringrazio tutti voi per la compagnia durante questo viaggio e durante i viaggi di questi ultimi 6 giorni. Ricordo che finisce qui questo ciclo di live che riprenderà tra circa un paio di settimane con un nuovo ciclo di live nel nord Italia. Ancora grazie a tutti voi per aver partecipato, un saluto ai moderatori e ricordatevi, drive safe!